i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Guido un'auto da Fè. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. L'abbiamo fatta come l'onorevole Caparini per l'onorevole Sardone. Abbiamo usato l'intelligenza artificiale per fare un orribile pezzo schifoso musicalmente parlando, che però dà l'idea di come siamo combinati generalmente parlando. Poi quali complotti? Basta aprire gli occhi e vedi le cose come sono, quindi è tutto ridicolo se non tragico. Intanto io do il benvenuto, il buongiorno e lo ringrazio come sempre all'inossidabile, fantastico, meraviglioso Max Del Papa. Scusami per questa triade di aggettivi che mi è venuta fuori al momento, perché noi come sempre non combiniamo niente prima, non stabiliamo niente prima e quello che ci passa per la testa al momento, per quanto mi riguarda, forse ancora più di te Max, perché tu con le parole ci sai fare, io molto meno, viene fuori così com'è. Quindi Max, grazie innanzitutto per essere con noi come tutti i giovedì, è una roba che a me personalmente mi fa ossigenare tutto quanto. Se non avessi questo giovedì sarei già molto più combinato male, diciamo così. Max, non so cosa sto dicendo, per cui ti chiedo aiuto. Aiutami tu. Entra in trasmissione e parlaci di quello di cui ti stai occupando, perché io vedo adesso in apertura, così entriamo direttamente, come dicono quelli lì, in medias res, no? Che è una di quelle espressioni che mi fanno incazzare come senza se, senza ma, tutte quelle robe lì. Allora, entriamo in medias res perché tu ti stai occupando per non in lavoro. Mediaset. No, in Mediaset no, figurati, entriamo in Mediaset, lì entrano solo gli amici. Non mi fanno entrare, entrano solo gli amici degli amici lì. Dicevo, come dappertutto. appunto, ti stai occupando per lavoro, non credo per gusto e per diletto e per inclinazione personale, di quella roba lì che va in onda in queste serate alla Rai, al Festival di Sanremo, no? E allora oggi ci sono diversi articoli, io a chi ci sta seguendo consiglio caldamente di leggere i tuoi pezzi che sono ospitati sul sito nicolaporro.it e ne hai fatti 3 o 4 mi sembra, no? Da quando è iniziato il festival. Comunque sono facilmente reperibili perché se cercate Max Del Papa, nicolaporro.it, andate sulla pagina dell'autore e li trovate tutti in fila. L'ultimo ci mostra un soggetto calvo, una giovane donna calva, che guarda il conduttore, uno dei conduttori, o il conduttore, non lo so perché non ho visto un secondo di quella roba lì, ce la spiegherai tu, che cos'è il Festival di Sanremo a sto giro, una donna, giovane donna calva, col tumore in corpo, evidentemente, perché è stato esibito in maniera trionfale, diciamo, questo male, e che fissa negli occhi o comunque guarda uno dei conduttori lì, Carlo Conti. Il titolo del pezzo è questo qui, io non l'ho ancora letto, devo dire la verità, per cui se ti va lo leggiamo insieme, e insieme a chi ci ascolta, Max. Allora, diciamola questa cosa scandalosa su Sanremo, è il titolo, poi ti lascio subito la parola perché ce ne parli tu direttamente. La seconda serata del Festival di Conti scorre senza lasciare il segno, malattia esibita, musica non commestibile. E questa foto qua di questa donna calva, che ci sta a fare questa a Sanremo? Ecco, questa qui è andata lì a troncare e sopire. Che cosa? No, perché adesso sto la leggendo, probabile- scusami, oggi è proprio all'impronta, come si suol dire, no? Sto cominciando a leggere Sì. il tuo articolo. Il tuo articolo inizia così: bisogna pur dirla, la cosa scandalosa su Sanremo, diciamola. Questo uso spregiudicato della malattia e della morte, da Ezio Bosso a Sammy Basso, è quantomeno discutibile. Adesso tocca all'ex modella Bianca Balti, la donna che descrivevo prima, col tumore in corpo e con la testa pelata. Serve a? Serve a troncare e sopire. Che cosa? Il sospetto aumento di questi mali devastanti, improvvisi,
in persone giovani, in persone che non avevano mai avuto niente. E allora si mettono le mani avanti. L'anno scorso hanno chiamato, lo sappiamo tutti qual è la causa. La causa sono i vaccini. L'anno scorso hanno chiamato Allevi, che ha un mieloma, leccava il pianoforte, baciava, rideva. Ma Allevi è così. Quest'anno hanno chiamato il calciatore della Fiorentina Bove, che è stramazzato in campo, però si è salvato per le penne, allora va tutto bene. E poi hanno chiamato questa modella. Perché l'hanno chiamata? Questa non è assolutamente in grado di fare una conduzione. Parla in lodigiano, cioè se uno la sente 3 secondi si mette le mani in testa, perché è totalmente incompatibile con quello che succede lì a Sanremo. L'hanno chiamata in quanto malata, però purché non si dica perché è malata. Perché una donna che ha fatto le 3, le 4 dosi che le sponsorizzava, poi si è presa un cancro uterino devastante e adesso è sotto chemio. Allora, non si deve dire questo, si deve da una parte sviare, che non se ne parli, che non si diano i dati, le circostanze, le statistiche, e poi che si normalizzi, che spassi questa cosa, che infine il cancro tutto sommato può essere anche una cosa, sì, atroce ma divertente, si va a Sanremo. Io ho trovato tutto questo molto molto discutibile, per non dire sconcio, perché lei in conferenza stampa ha detto, probabilmente ha risposto a me perché sono stato l'unico che il giorno prima aveva obiettato questo, ha detto tu vai lì perché è malata. E lei mi ha risposto proprio direttamente, io non sono qui perché sono malata, sono qui perché sono una professionista. Sì, ma di cosa? Sono tutti professionisti di che? Non sei una conduttrice, non hai mai condotto niente, non sei in grado. No, tu sei qui perché sei stata chiamata in quanto malata, e già questo è discutibile, ma io qui ho la fortuna di avere l'esperienza, ho l'expertise. E allora mi sono preso il lusso di fare una riflessione. Non è neanche un attacco verso di lei, l'hanno chiamata e ci va. Però, no, ma poi, signori, poi il Max, cancro non è questo. Ecco, infatti il discorso non è attacca Conti, attacca questa, No, non c'è da attaccare niente, però il cancro non è questo. Ecco, la sostanza è quello che tu scrivi. Se mi permetti, io lo sto leggendo insieme a chi ci ascolta. Facciamo così. Tu scrivi a un certo punto: il malato di cancro va rispettato in un altro modo, non vive tra gli altri, fluttua in una sua lattiginosa dimensione di morte. Soffre, resiste se può finché può, ma disfandosi. Non è sicuro di niente, non è liberatoria la risata calva di Balti, questa donna esibita al festival. La sua energia artificiale noi la conosciamo bene, ma non può decentemente dire che così difende la vita. La speranza per un malato grave è fatta di altro, per lo più di silenzio, timida, fragilissima. Così è solo stravolgere, svilire una tragedia che o ti porta via o ti segna per sempre, ti cambia per sempre. Questo è. Quindi? Perché? Perché esibire questa cosa in questo modo? E questo è io non lo so, non riesco a uscire da questo gorgo, da questa sensazione di bruttura, di lordura. Bisogna normalizzare il dolore, il male, bisogna svilirlo in un certo senso. Se tu lo normalizzi, non chiedi più neanche le cause, perché diventa una cosa che fa parte dello spettacolo. Diventa una cosa con la quale si può convivere. Invece noi non viviamo, noi non siamo vivi. Anche se ce la caviamo, ma non è detto. Noi non siamo più come prima. Quindi io vedere questa donna che chiaramente è dopata, nel senso che quando tu fai le chemio ti riempiono di cose per farti stare su, poi crolli. E lei è chiaramente, questa energia è chiaramente artificiale, dopodiché starà male 1 mese, 2 mesi. Ecco, tra l'altro... Non è pensabile. Io ci sono passato per 8-9 mesi, ho avuto le piaghe da decubito a forza di stare esanime, esangue sul letto come una pianta morta, una pianta passiva. Non è pensabile che una persona con un cancro come il suo, che fa delle terapie devastanti come le sue, sia lì a zompettare. È totalmente fuori dalla natura, fuori da tutto. Bisogna normalizzarlo. Però vedi,
Questo non è un dare un buon segnale, non è un fare un servizio al malato. Vuol dire fraintendere, fuorviare la sofferenza di un malato di cancro. Non può essere sempre tutto spettacolo e risate. Io ho scritto un altro pezzo su me stesso, su un'altra testata. Poi ne parliamo se vuoi, Max. Ecco, cosa è successo? Cioè, io ho raccontato tutta la mia situazione dall'inizio fino ad oggi perché mi sono forse arrogato la presunzione di voler parlare anche per gli altri, cioè quelli nelle mie condizioni o quelli che non ce l'hanno fatta, perché dannazione non è giusto, perché le malattie vengono. Il problema è che questa malattia a noi ci è stata indotta per delle situazioni che sappiamo benissimo, per dei preparati che sappiamo benissimo e che nessuno più si azzarda a contestare quanta letalità. Allora io volevo dire che non è giusto. E parlo di me perché questa è una cosa che conosco perfettamente, però parlo anche degli altri che mi dicono racconta a me, mi dicono non lasciare che quello che sto vivendo o che sto morendo sia vano. Ieri mi ha scritto uno che dopo aver letto questo mio racconto mi ha detto: mio figlio aveva lo stesso tuo linfoma, il tuo stesso male, ma non ce l'ha fatta, è morto il 6 di dicembre. Stesso male, stessi vaccini. Costa anche a me, perché io poi mi rileggo e sto male, perché ho lo spavento di tutto quello che ho passato. Non ho lo spavento del futuro, ho lo spavento di quello che ho passato, come di una cosa immane, di un'ombra immane, perché non mi è stato risparmiato niente. Sono terrorizzato da questo, la notte sogno questo. Però volevo anche essere onesto e dire noi siamo questo, noi non guariamo. Vedere questa qui dall'energia artificiale a me è sembrato molto un'impostura. Allora ci scrive un'ascoltatrice sul numero di WhatsApp 340 6709 659. A seguito di quello che sta dicendo Max, la Balti ha già condotto anni fa il Festival di Sanremo. È portatrice di un'anomalia genetica che porta tumori all'utero e al seno e si è fatta asportare le mammelle in via preventiva. Purtroppo il cancro l'ha presa proprio lì dove non aveva asportato. Sanremo 2013 con Fazio lo aveva già condotto, l'ha presa alle ovaie, il cancro, Sì, dove non aveva asportato. E quindi? No, questo... Quindi il fatto che si sia plurivaccinata non dice niente, non serve a niente? No, non credo che sia questo il senso dell'osservazione, era Oh. un'aggiunta, diciamo, di elementi di fatto, mettiamola così, che non toglie niente rispetto al discorso che facevamo prima. A 40 anni, a 38, sì, ma poi questa ha avuto una vita, l'ha detto lei, smandata, tossica, quello, quell'altro, però a 38 anni, anche se hai una predisposizione genetica, ti puoi raschiare finché vuoi, a 38 anni non ti viene un cancro devastante così. Infatti hanno detto che era totalmente anomalo il suo. Puoi fare come Angelina Jolie, però vedi, così non si parla dell'altro. E invece a me interessava essere maledetto una volta di più per dire sì, a me queste cose, anch'io ce l'avevo il cancro indolente, magari stava lì, magari usciva meno. Invece dopo le dosi di vaccino si è messo a mangiarmi, si è scatenato. Questo non lo dico io, questo me l'hanno detto tutti i medici, anche quelli che all'inizio lo smentivano. Allora, però a Sanremo di questo non si parla, si fa il contrario, si normalizza. Beh, non ho capito, siccome io conosco queste cose, questi posti, queste persone, mi è sembrato un messaggio totalmente fuorviante. Tutto qua. E quindi ho voluto dirlo, poi ci faremo fraintendere una volta di più. Non credo. A me pesa, non è che No. non pesa. Ho un'amica che mi ha scritto stamattina, mi ha scritto, ho letto il tuo racconto, sono stata male, mi sono preso uno Xanax. Se stanno male le persone che mi leggono, figurati io che mi scrivo addosso. Però credo che a volte sia anche doveroso, perché non è solo un fatto personale narcisistico, ma entra in una situazione politica per cui a milioni ci sono successe cose che non dovevano succedere, o almeno non dovevano succedere così presto e in questo modo. C'è stato un elemento esterno Ecco, poi che ha avvelenato tutto. Poi ci torniamo sopra sul tuo articolo che si occupa anche di agenzie come USAID, FEMA, Harvard, eccetera, eccetera. Perché questo è scritto anche sul Giornale d'Italia, no? Però tornando all'articolo da cui siamo partiti, Max, a un certo punto, dopo aver fatto questa osservazione sulla performance di Bianca Balti,
tu ti ricordi di qualcosa, l'articolo recupera quello che è stato per te il Sanremo, no? Andiamo su un Sì, altro pianeta, tra virgolette. Il Sanremo tragico alla Fantozzi, tu scrivi, e le maratone serali. Che sì. differenza c'è Beh, tra questa roba qua di oggi e i tuoi ricordi? sai, in realtà io ho raccontato questo proprio per collegarmi in modo gentile, perché io sono convinto che un certo tipo di malattia me lo sono preso anche lì, cioè me lo sono preso lavorando in condizioni bestiali, disumane, come peraltro è successo a mio padre, che a un certo punto a 70 anni era già morto. Ci si ammala anche di queste condizioni. Cioè io sono andato per alcuni anni a Sanremo con tutt'altre testate e ci andavo con mezzi di fortuna. Voleva dire che io partivo da qui alla mattina, tipo alle 7, poi sai, qui c'è tutto il discorso, i treni, i collegamenti. Mm. Arrivavo a Sanremo alle 8 di sera, sono 11 ore di viaggio, ma in condizioni tragiche, in condizioni veramente fantoziane. Una volta addirittura c'erano due di questi africani che hanno cominciato a dare i numeri, hanno cominciato a sbattere, a menare la gente, è arrivata la Polfer, è successo una rissa in treno, robe così. Arrivi dopo 11-12 ore, siamo a febbraio, fa freddo anche là, vai subito in sala stampa per l'accredito, esci un'ora e mezzo dopo, torni, cerchi di sistemarti alla bene e meglio, il posto è a 2-3 chilometri di distanza, io ho sempre avuto posti abbastanza così, lontani, poi Sanremo è tutta una salita, fanculo. La mattina dopo sei in sala stampa, 12, le 13, le 14 ore, non mangi, non cosa, finisci di lavorare alle 2, le 3 di mattina, mandi il pezzo subito perché lo scrivi in contemporanea, il pezzo esce subito perché sui siti esce subito, no? Poi vai a cercare qualcosa da mangiare in un supermercato che è aperto 24 ore. Ti rimpinzi di roba tossica, vai a casa con la neve, col nevischio che ti entra nel colletto, vai in un alloggio di fortuna freddo, non riscaldato, mangi male, dormi al freddo, ti lavi al freddo, dormi 3 ore e la mattina dopo riparti. Mi ricordo una volta che dovevo passare per andare all'alloggio di notte, dovevo passare nella Sanremo, quella di dentro, la Sanremo interna, che è terra di maranza, totale. Cioè io passavo e c'erano i maranza con i cani, con la droga, e all'inizio dicevo da qua non mi salvo. Poi avevo forse la faccia brutta io, dopo 2 giorni eravamo diventati amici, quindi mi chiedevano se volevo della roba, se volevo della droga, io dicevo di no, loro mi lasciavano passare, però insomma c'era il rischio anche che ti tagliassero la gola. Io ogni volta che tornavo da Sanremo perdevo 4 kg e sono sicuro che, siccome ero già avanzato con l'età, sono sicuro che certe malattie vengono anche così. Ecco, questo era il mio Sanremo tragico, perché poi, sai, da una parte c'è tutto il baraccone rutilante, quelli che stanno lì, quelli che stanno sul palco, poi dall'altra ci sono quelli come noi, che sono lì e si fanno le 15 ore. C'era una mia amica che io la chiamavo la principessa del mandarino, perché poverina stava lì e faceva cena con 2 mandarini tutte le sere, non aveva i soldi, non avevamo i soldi, altro che andare alle feste, andare alle cose. Adesso no, adesso lo seguo per Porro, vivo in camera mia con i miei gatti, al caldo, sul letto, mi alzo, mi bevo una cosa, Ecco, però io però anche prima perché io sono dicevo, spremuto, no? io dicevo prima le locuzioni tipiche, no? In medias res, senza se, senza ma. E tu Sì, ne citi qualcuna che vale ancora oggi, anche se il festival lo vedi più Madonna, guarda, comodamente da casa tua, però ci sono sempre le sì, contaminazioni, le ispirazioni, le il ispirazioni. mettersi in gioco, la magia di questo palco. E Sono soprattutto felice, c'è una bella sono parola, sì, sono felice, tutti molto felici. felice e poi c'è una bella parola che mi sembra dominante anche a sto giro, energia. Guarda, sono tutti anchilosati. Arriva Giovanotti, energia, energia e casca. Un altro po' si rompe l'altra volta il femore. Cascano tutti. Guarda che anche quello. E casca Giovanotti, e casca quello dei Modà. È cascata, non so se chi è cascata, la Michelino o un altro. Attenzione perché io non voglio adesso fare il gufo, l'uccello del malaugurio. Però tutta questa epidemia dei cascamenti non è normale. Io il linfoma l'ho scoperto da una caduta perché perdevo l'equilibrio. Non avevo più senso dell'equilibrio da un anno. Sono cascato 3 volte, in vita mia non ero mai cascato manco su un filo. In moto
45 anni di moto, sono cascato 3 volte in 6 mesi, poi da lì si sono accorti che c'era qualcosa che non andava. Vabbè, energia, ma dov'è sta energia? Ma se sono tutti dei morti in piedi, l'energia chi è? Conti? Ma Conti è incartonato. Non sta, se tu lo vedi, sta lì chi? Gerry Scotti che pareva De Gaulle, la Clerici quella del sugo, quella del ragù, ma non sa questa energia. Giovanotti che si è fatto male, si è messo le protesi, è anchilosato, non si muove. È inutile. Questa è la grande infingimento, la grande impostura. Paradossalmente, l'energia più isterica era proprio quella di questa povera Bianca Balti, era un'energia dopata, era un'energia chiaramente artificiale. Non è stata energia, ma se sono tutti, dai, c'erano due tipi, avranno avuto 9 anni, vestiti in un sacco, le nuove proposte. Prima si sono messi a fare una roba saffica, 13, ma quando sei pronto per fare l'amore, per scopare, non si capiva a chi si rivolgevano. Volevano uno che era pronto per fare l'amore. Poi è finito, hanno tirato fuori questi cartelli contro il patriarcato. C'è sempre queste robe qua. Energia, io quando sento Conti che dice energia, è un ossimoro, è come, che ne so, è come sentire Mattarella che parla di libertà. Tutti ammaestrati come foche al circo, perché tutto deve filare sull'olio del prevedibile, del conformismo fascistoide. Tu scrivi, Sì. addirittura fascistoide. Sì. Dov'è il fascismo in quella roba qua? Il fascismo è nella baracconata di regime, il fascismo è nella prepotenza con cui questa cosa viene imposta, come se fosse dare l'oro alla patria. Lo devi vedere, lo devi seguire. Il fascismo sono i telegiornali che non parlano più di altro, che per 28 minuti su 30 ti dicono che Conte ha fatto 2 milioni più di Amadeus e allora tutto il paese si riconosce. Il fascismo è nel conformismo. Il fascismo, lo diceva già Flaiano nel 68, quel passaggio dal diario minimo, mi pare, o non so, non lo stiamo a ripetere un'altra volta, perché però è il conformismo di massa che viene imposto. E il fascismo è l'articolazione del regime, perché Sanremo è articolazione della politica, del potere, quindi del regime. Il fascismo è quel perbenismo per cui, insomma, la parolina, il finto scandalo, quelli che si mettono la mano sulla bocca, poi dopo sappiamo benissimo di che cosa E sono allora capaci. anche Malgioglio è una marionetta fascista. Beh, Malgioglio sì, secondo me sì, nel senso che, allora, Malgioglio, che come artista, come cantante, credo che da 40-45 anni fosse scomparso. Lui è diventato irreale, è un cartone animato, quindi è uscito dal tempo e quindi dura. Passano i festival, passano le repubbliche, passano i regimi e lui è lì, la Malgi. È un po' grottesco. Io mi ricordo quando questo qui stava nel giro di Fini, sai, E lui la nuova sarebbe la destra. destra nazionale di Fini, veniva da lì lui. Lui stava in quel, ma lo diceva lui era nel giro del finiano, della nuova destra, la svolta democratica. Poi non è uscito più, perché sennò non si spiega come questo tipo qui, che anche questo, quali titoli abbia per andare lì, stare lì, è sempre dappertutto. All'ultimo dell'anno c'è lui, ai talent c'è lui, a Sanremo c'è lui, cioè tutto quello che era lui è un pochino l'epitome del regime transgender. Cambia le penne, cambia i colori, ma lui è sempre lì. Di fatto non cambia, è di tutti i sessi. Però devo dire una cosa, che in questo suo modo anche un po' rustico, un po' patetico, fa la svampita stagionata, quasi quasi è più simpatico questo qui di tutto il resto che del carrozzone. Ah, poi c'è Perché insomma, io non gli riconosco nessun tipo di... C'è quella assolutamente non fascista che non voterebbe Meloni neanche se le tagliano la mano. Sì, Elodie, ma questi qui perché, allora diciamo la verità, io perché tu prima dicevi segui questa cosa, sì, No, poi sono curioso di una cosa, te lo dico subito e te lo chiedo subito, poi ti lascio naturalmente la parola, però tu segui questa cosa anche per lavoro naturalmente, ma che cosa solo per lavoro. appunto, che cosa ti racconta alla fine questa cosa qua? Cosa ti dice di nuovo rispetto a quello che già vedi intorno, già che descrivi intorno, a quello che hai descritto nei tuoi articoli, a quello che respiri nella società? Cosa dice di nuovo, di diverso? Cosa aggiunge? Cosa toglie? Che roba è? Se dovessi proprio farne un condensato, come me la condensi quella roba qua? È esattamente come una epifania del regime, del conformismo di regime.
e quindi è fascistoide. Di nuovo niente. Però di sorprendente c'è che ogni volta tu pensi che sei al ground zero, invece c'è qualcosa che va peggio. Sembra incredibile, però ogni anno ti dici questi qua non possono fare più schifo di così, e lo fanno. E la gente li guarda di più. Questo è notevole. Io non sopporto la gente che mi viene a dire cosa lo guardi a fare? Ma io che mestiere faccio? Sanremo è una roba di regime che tiene una persona su due per 10 giorni. Dura un anno, perché la sponsorizzano un anno. Fa un indotto di 100 milioni di euro tra pubblicità, sponsor e cazzi vari. Ci vanno i presidenti della Repubblica, ci vanno i papi, vabbè, questo qui va dappertutto ormai come Fedez. Come fai a non accorgertene? Come fai a non occupartene? Poi dipende da come te ne occupi, non puoi dire se non ti io non lo guardo, ma tu non fai il mio mestiere, tu non sei me. Io cambio canale, ma io non posso avere questo snobismo per dire io seguo quello che mi pare. Io devo seguirlo per lavoro, per dovere professionale. Non mi piace stare fino alle 2, non mi piace seguire 29 teste di cazzo, tranne uno o due che non sono dei cantanti, non sono dei cani, non sono dei cantanti, lo devo seguire. Però siccome di un po' di musica l'ho studiata, un po' di canto lo conosco, eccetera, faccio le mie valutazioni. C'è un modo di fare questa cosa qua che non è servile, ma cerca di essere di servizio, cioè cerca di dire signori attenzione, perché questa roba non è un baraccone innocuo, questa roba va a parare dalle altre parti, e infatti lo dicevamo prima, perché chiamano Bianca Balti? Perché è malata. Di cosa è malata? Di vaccino. E cosa si fa? Non si parla di vaccino, si dà una versione edulcorata. Questa è politica, questo è fascismo. E quindi io lo dico, finché posso lo dico, perché è questo di cui si parla in questi 10 giorni qua. Capisco che sembra stupido, però le cose sono lì. Però ci sono i critici musicali. I critici musicali sì, che non sono critici, perché io li ho visti, li ho bazzicati, sono stato diversi anni in sala stampa. I vecchioni in sala stampa non ci vanno mai, seguono dall'albergo, ci vanno giusto l'ultima sera per farsi vedere. Poi c'è tutta una pletora di altri, di ragazzini, oppure ci sono dei giornali tipo La Stampa che ne mandano 10-15, le mandano in gita. E questi qua sono in due funzioni. Una è tengono i contatti, cioè sono dei public relation, perché Sanremo è anche una grandissima occasione di corruzione. Sanremo è come USAID all'italiana, quindi corrompe tutti i giornali, corrompe i giornalisti, c'è poco da fare. Quindi il giornalista che lo mandano perché ha più conoscenze, perché è amico di tutti quelli che sono in gara, perché ti strappa l'indiscrezione. Naturalmente tutto questo ha un prezzo, ha un costo. Poi ci sono quelli che non capiscono un cazzo, non sanno cos'è uno strumento, non sanno cos'è una musica, non sanno cos'è una struttura musicale, non sanno come si fa una canzone, non sanno leggere una nota, però ti dicono, vabbè, questo non serve. Cioè, guarda, cazzo, guarda, Achille Lauro, quello lì mi fa sangue, i giornalisti dicono, no? Cioè, danno delle valutazioni non in base alla consistenza artistica di un brano, di un interprete, ma in base alla sua proiezione mediatica. Peggio ancora, ne parlano, danno una valutazione, cioè uno è tanto più è bravo e quotato, tanto più è potente, cioè ha una sovrastruttura alle spalle che lo impone, che lo dilata. E questo è un altro criterio molto fascista, secondo me, che non ha niente a che vedere. Quindi il grosso dei giornalisti musicali è quello lì. Allora, dobbiamo fermarci un minuto o due. Tra poco con Max del Papa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia, in questo momento chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo.
L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo, chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Allora, ci risiamo in onda, messaggi sono arrivati nel frattempo via WhatsApp al 340 6709 659. Chi vuole intervenire peraltro adesso può farlo, apriamo le linee allo 02 92 94 7222. Ci scrive un ascoltatore: ma voi pensate veramente c'è un gruppo occulto nella RAI che pianifica certe situazioni per influenzarci? Per alcune cose sicuramente c'è un secondo fine, ma per il caso di Bianca Balti credo sia solo il fatto che facendo pena fa audience, scrive questo ascoltatore. Un altro messaggio: ero una fan del grande pianista Levi, oggi dopo lo sputtanamento della malattia non riesco più ad ascoltarlo, lo spettacolo sul cancro mi nausea, usano i malati come hanno usato i maledetti virologi in TV. Walter, la nostalgia dell'allegria di Mike Bongiorno. Ti leggo tutti i messaggi che sono arrivati nel frattempo. Un altro che non c'entra nulla, Fabio da Milano, ma lo cito perché ci tengo. Volevo farle i miei complimenti, signor Cainarca, per l'impegno che ha sulla vicenda di Erba, sulla strage di Erba. Per me quello è un crinale semplicemente di verità, giustizia, civiltà minima, e finché non sarà fatto chiaro su quella vicenda lì io non mi fermo, come non si fermano per fortuna un bel po' di persone che vogliono appunto verità e giustizia su quella storia, che è una storia che riguarda tutti per motivi molto elementari che abbiamo spiegato molte volte, perché quei beni lì sono beni collettivi massimi, cioè, e sono state fatte cose su 2 persone indifese, vomitevoli, terribili, terrificanti. Questo lo possiamo dire perché dopo 18 anni i fatti li abbiamo tutti in fila, uno dietro all'altro. Necessita solo di riparare a quel clamoroso errore per avere un minimo di dignità. Anche perché quella roba lì non riguarda i protetti, non riguarda lor signori, come si diceva, no? Per usare un'altra bella espressione. L'allegria di Mai Buongiorno, e poi al di là del contesto sanremese tossico in tutti i sensi, io credo che lei, più che dopata, credo sia Balti, sia semplicemente innamorata e di colpo si sia trovata col cancro come terzo. Non ho capito questo messaggio, francamente, come terzo incomodo. Non l'ho capito. Carissimi, se si deve fare un condensato, si può dire, Ferdinando da Verona, che è una monnezza allo stato puro, lo specchio di una società chiamata Italia. Peraltro abbiamo se poi ti lascio la parola anche sui messaggi, naturalmente Max, abbiamo però 2 telefonate, una allo 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Cainarca, buongiorno a Monti del Papa. Allora io intanto da ieri non mangio, io sono in digiuno per il dispiacere dal fatto che Lodi ha detto che non vota Giorgia Meloni se no si taglia una mano, e quindi io sono in lutto, ecco, insomma, non mi sono ancora ripreso da questo trauma. Allora, io ho un nuovo idolo, si chiama Mr. Oman con la H davanti, tra l'altro pure cattolico, responsabile delle frontiere in America, che gli ha risposto per le rime da incorniciare, ha detto: ma perché il Vaticano non ha le mura? Siccome il Papa gli ha chiesto, no, non bisogna innalzare mura. Allora voi dovete sapere che io per decine d'anni ho abitato a Roma, stavo a 1 chilometro dal Vaticano, abitavo, va bene? E chi va per le via delle mura vaticane, che conosce un po' Roma, sa che ci sono mura alte 20 metri, cavalli di Frisia, luci da tutte le parti, telecamere da è lo stadio più blindato del mondo e sono solo 1000 abitanti, va bene? Ora l'uscita del compagno Bergoglio adesso che vuole dare pure, se vuole intromettere negli affari interni degli Stati Uniti non facendosi i cazzi suoi, questo è tipico del personaggio. Ma un'ultima domanda, e ve la segnate ragazzi, volevo gentilmente sapere, mi dispiace che delle vostre parti, ma una risposta seria però, una risposta bella, diciamo forzuta, va bene? Secondo voi quanto è il quoziente intellettivo di Beppe Severnini? Ciao ragazzi. Allora Max,
Su tutto quello Devo che abbiamo rispondere? letto, sentito, eccetera. Stiamo come vuoi. Ad libitum, per usare termini musicali. No, ma vedi poi come la gente la segue questa roba di Sanremo obbligatoriamente perché è bombardata, no? È bombardata, quindi ognuno dice la sua e questo è il regime, nel senso che non puoi non seguirla. Uno mi ha scritto, ma io ieri ho portato fuori mia moglie a cena, una cena di pesce, tanto poi ci sei tu che me lo racconti. Vabbè, allora dico, la prossima volta la porto io fuori tua moglie. Va bene. No, la gente comunque non si può sottrarre. Poi c'è questo obbligo di dover trovare il salvabile, no? Salva il salvabile, ma qualcosa ti piacerà pure. No, perché? Non puoi, se scarti tutto allora non vale. Perché no? Io le motivo le mie obiezioni, le mie critiche. Quindi siamo lì. Per questo dico che è una cosa di regime, perché comunque coinvolge tutto un blocco di 60 milioni di persone. Non succede assolutamente niente a Sanremo, a prescindere dal fatto, il coso, l'Italia, l'italiano, Beota, eccetera. Non succede assolutamente niente, però lo guardano i 13 milioni. Vuol dire che se tu mandi il segnale orario a Sanremo, lo guardano i 13 milioni. E quindi qui bisogna interrogarsi sulla scomparsa del gusto, dell'estetica, sul fatto che comunque si continua a rimpiangere Mike Bongiorno, che io non rimpiango, però si guarda i succedanei. Per me l'unico veramente che rimpiango fu Raimondo Vianello, perché lì c'era comunque un cinismo che si riverberava anche sul festival, cioè usciva dal conformismo di tutti questi qua. Non è vero quello che diceva quell'ascoltatore, ma voi pensate che sia tutto... Certo che è tutto predisposto. A Sanremo ci lavorano per un anno decine di autori, di cose, di manutengoli, e viene passato sotto il setaccio di funzionari, direttori, deve rispondere ai politici, ai partiti, al governo, alle opposizioni. Ci va il Presidente della Repubblica, ci va il Papa. È certo che è tutto predisposto, ma figuratevi se questi qua non chiamano una Bianca Balti o un Allevi per una ragione. Certo, perché Sanremo questa roba qui è al di là della pochezza, ma la pochezza dello spettacolo è solamente un velo di maglia. Deve essere poca. A proposito di Però bisogna che fascismo, la gente lo sappia, è tutto predisposto. a proposito di fascismo, Max, intanto riapriamo le linee allo 02 92 94 7222, poi ti passo altri messaggi che sono arrivati via WhatsApp al 340 6709 659. A proposito di fascismo, mi è capitato, non so se era un blog o una roba del genere, qualcuno ha domandato sul palco, perché io proprio ho visto zero, no? Ma non per snobismo, proprio non l'ho visto. Comunque ho visto un flash, una roba di conferenza stampa che un tizio, forse un giornalista, non so, un collega, chiedeva a quelli là sul palco, ma voi siete antifascisti, no? È successo anche questo, mi sembra, giusto? Sì. Quelli che Gerry Scotti che dice mi hanno ammazzato mezza famiglia, compagnia bella, gli ha risposto Sì, così. siamo tutti antifascisti. Siamo tutti certo. antifascisti. No, quando parlavamo prima di fascismo, naturalmente, non è che noi siamo comunisti, no, Max? Stavamo parlando di quel fascismo eterno, per dirla alla Umberto Eco, che è quello democristiano, è quello comunista, è quello fascista, è quello il conformismo, è quello certo. qualunquista, è il fascismo del conformismo, delle parole d'ordine, qualunque colore Esatto, abbiano e da qualunque esatto. fonte provengano, no? Questo bisogna dirlo perché sennò si ingenera magari degli equivoci. Allora, scrive Mattia da Padova: buongiorno carissimi, è un piacere allenare il pensiero con voi. Questo qui è un complimentone di quelli esagerati. Mentre, salve cari, scrive Enzo, che è bello sintetico, mi piace. Non vedo Sanremo, non sono della ZTL, a 70 che cazzo me ne frega di Sanremo. Il Festival di Sanremo, scrive Alberto da Pordenone, è sempre stato e sempre sarà la trasposizione della festa dell'unità. Purtroppo, scrive il nostro amico Alberto in un certo senso è vero, da Pordenone. Però questo è interessante come idea. Sì, ecco, a proposito di fascismo, no? Perché anche la festa dell'unità insomma, è una bella manifestazione di... Sì, no, ma perché poi comunque poi possono cambiare i regimi, può andare su la Meloni, ma questi qua sono abbastanza sguarniti da un punto di vista, cioè loro lottizzano, ma il controllo rimane dall'altra parte. Il controllo rimane comunque la sovrastruttura di sinistra e Sanremo lo rispecchia in pieno. Perché lo diva lì e tutti i giorni rompe i coglioni, io non voto Meloni, non voto Meloni? Perché deve dare dei segnali, o meglio, perché deve dare delle conferme. A Sanremo non entra
né un big, né un mica big, né uno che svuota i cestini, se non è targato lottizzato. Chi vince Sanremo? Chi ha gli sponsor politici più importanti, più di peso, no chi è più bravo, chi ha azzeccato la canzone. Elodie sta dicendo due cose. Il mio tempo sta passando. C'è questa Villain che è in ascesa, anche se c'ha più anni. Lei ha detto che vota Schlein. Allora io non sto indietro, io mando dei segnali antifascisti. Cioè, le carriere si costruiscono così a Sanremo. Ecco perché io me ne occupo controvoglia. Allora, abbiamo una telefonata. Sentiamo, pronto? Sì, pronto, Buongiorno. a tutti e due. Ascolti, io volevo intervenire su quella tipa che si è presentata lì, calva. Stavo facendo zapping perché non voglio guardare Sanremo e mi sono fermata perché ho detto ma cosa cavolo succede? Mi ha fatto, devo dire una brutta parola, ribrezzo. Non ha un minimo di dignità per la malattia, non si rende conto cosa soffrono gli altri, continuava a ridere come pagliaccio, quindi mi ha veramente demoralizzata, proprio siamo diventati tutti esibizionisti, per che cosa poi? Non lo so. E Max Papa ha ragione, quella non lo so se è un pupazzo caricato di morfina, di qualche droga, continuava a ridere come un ebete. E quindi guardi, veramente siamo caduti in basso. La ringrazio, buona giornata. Ma io non me la prendo con lei, cioè io non arrivo a dire questo, io capisco il suo dramma, che è anche il mio. Dico che non sono d'accordo, è il messaggio in sé, poi se questa vuol passare una sera la pagano pure, ma lo faccia, però bisognerebbe anche mettersi un po' la responsabilità di dire io che cosa rappresento in vero della mia malattia. Certo che è drogata, come lo ero io. Quando tu fai la chemio ti sparano dentro il cortisone, te ne sparano dentro 10 di cose, se no ti ammazza sul posto. Ci rendiamo conto? Quindi è logico, quando tu fai la chemio per 3 giorni sei drogatissimo, sei un missile, poi crolli. Però io non ho mai visto una persona con una tale energia isterica e mi chiedo che Dio solo sa. E questo non va bene, perché poi la gente non capisce. Si pensa che una malattia così sia una roba, vabbè, vado a Sanremo, non ce l'ho. Max, su Il Giornale d'Italia è uscito ieri l'articolo al quale accennavamo prima, no? Hai scritto un articolo datato ieri, 12 febbraio, nel quale racconti tutto quello che ti è accaduto a partire dalla notte del 31 agosto del 2023, quando è iniziato il tuo confronto diretto con il cancro. Con la malattia e con tutto ciò che ne è conseguito. Io non sto a riassumere nulla perché chi ci ascolta può benissimo leggersi tutto, ma proprio tutto, perché arriviamo all'altro ieri e agli ultimi sviluppi di tutta questa storia, da praticamente quasi 2 anni a questa parte, no? Il prossimo agosto sono 2 anni puliti. E tu la racconti per filo e per segno, con tutti i dettagli, con tutte le realtà, con tutto il dolore anche e i pezzi di cui si compone questo dolore, che sono pezzi della tua vita, che hai vissuto e che stai vivendo. Non c'è trascurato niente in questo articolo, che a leggerlo ti spacca 10 volte, poi quando sei ridotto a metà diventi ancora la metà della metà e di nuovo ancora. E perché lo hai fatto? Perché hai scritto questo articolo, Max? Molto semplicemente. Perché se devo essere proprio onesto fino in fondo, per una parte totalmente narcisistica mia, esibizionistica, perché poi noi tutti malati siamo, chi va a Sanremo, chi si racconta addosso. Da una parte perché io devo sfogare i miei fantasmi che non mi passano, non mi passeranno mai, e la mia paura. Io adesso devo fare altre biopsie, altre cose, quindi non so ancora di che morte muoio o di che vivo. Però poi c'era un'altra parte, che è quella è il contrario di quello che va a fare. C'è una parte, scusami, e non è per interromperti, ma c'è una parte che riguarda poi tutti noi, perché riguarda la comunicazione e riguarda la politica e riguarda alcune agenzie come quelle che citavo prima, che devono essere a nostra tutela, no? Le agenzie del farmaco, la USAID, la FEMA, la Harvard e tutte queste belle cose. Esatto. Quindi diciamo riguarda tutti noi. C'è il tuo tragitto individuale, ma quel tuo tragitto individuale lì ha dei binari che sono di tutti noi, no? Questo è il punto per cui forse hai anche scritto
al di là dell'aspetto personale, individuale e per esorcizzare i fantasmi, c'è anche una cosa che riguarda tutti, è per quello che chi lo legge si sente spaccato 10 volte, secondo me. Esattamente. Cioè io qui devo fare un'operazione giornalistica e allora l'inchiesta la faccio su di me, perché sono quello che sa meglio, perché è il mio sangue, perché ho un'esperienza che non è smentibile. Parto da me, però poi arrivo a dire questa cosa sta succedendo a milioni di persone nel mondo. Appunto, non è un me individuale che vale per tutti, cioè No, non è un'ipostasia dell'io, è un me fatto di milioni di persone. Sì, ma non è un'esagerazione. Sono milioni di persone, per quello che mi riguarda sono centinaia di persone con le quali io sono in contatto. Io solo adesso seguo almeno 10 persone con vari cancri, per lo più cancri al seno di donne, ovviamente, che mi dicono parla anche di me, o comunque mi dicono stammi vicino. E tutto questo negli ultimi 2 o 3 anni. Allora io devo dirla questa cosa, perché siccome si continua a coprire, siccome si continua a non mettere in evidenza i dati, le circostanze, i numeri dei decessi, allora ci penso io, non conto niente, non servo a niente, ma lo faccio. Ci hanno dato una malattia che era cancerogena, l'hanno escogitata in un laboratorio, hanno negato fino all'ultimo, poi l'hanno ammesso. Ci hanno dato un antidoto che doveva combattere una malattia sconosciuta e aveva gli effetti sconosciuti per forza di cose. E questo antidoto era cancerogeno, era micidiale, spaccava i cuori, ce l'hanno negato per anni, poi l'hanno ammesso. Allora io dico, una malattia come la mia può succedere, però come dicevo prima, non succede in questo modo, non succede, qui c'è un agente esterno, l'agente esterno si chiama Covid-vaccino, Covid-vaccino. Hanno negato per anni, ci hanno rinchiuso tutti, hanno creato uno shock di massa perché ancora adesso, dopo 5 anni, noi riviviamo quella deportazione in tempo di pace. Poi noi scopriamo che c'è l'USAID, c'è la FEMA, che c'è un reticolo di agenzie che hanno pagato per anni centinaia di miliardi di dollari per pagare, come ha detto l'ex senatore repubblicano Ron Paul, in America, hanno per pagare i media e i giornalisti di tutto il mondo per tacere, coprire, mentire, occultare, censurare. Hanno usato i social che sono usati in tutto il mondo per tacere per gli stessi scopi. Allora, se questa cosa non ci fosse stata, noi oggi non avremo questa strage continua globale. Se questa cosa non ci fosse stata, io, per dire noi, per dire voi, per dire milioni, forse non vivremmo questo continuo calvario che non finisce mai, perché questa cosa ci è stata fatta mentendoci e ingannandoci. Ci hanno mandato ad avvelenarci come agnelli sorridenti che andavano al macello. E io questa è la cosa, la visione più atroce che io ho, ma non è neanche per me, è di tutta questa gente, persone, famiglie, bambini, vecchi, che andavano convinti di salvarsi, davano la spalla sorridendo e dopo 4 anni sono morti. E la gente dice, beh sì, no la gente, i media, beh sì, abbiamo mentito, abbiamo censurato, però che vuoi che sia? Un paio di coglioni che vuoi che sia? Che vuoi che sia dovreste fare la stessa fine. È stata la fine della democrazia occidentale per come la ricordavamo, è stata la fine della scienza, del pensiero, della libertà. Non è solo il fatto che si muore, è stato un abominio. E poi perdonami, si è inoculato un virus, questo qui, che stai descrivendo tu, che può essere riattivato in tante altre occasioni. Certo, ma lo faranno perché oramai indietro non si torna. Senti, c'è stata un'esplosione della tecnologia del controllo. C'è il nostro collega e amico Antonino Danna che ci sta seguendo e che via WhatsApp ha scritto quanto segue. Scusate, sento dei commenti da parte di alcuni ascoltatori che trovo disgustosi. C'è troppa gente che parla di cancro senza rendersi conto del dramma che è. Per quanto mi riguarda, la Balti ha mostrato quello che diceva la Fallaci. Devo poter dire ho il cancro come se dicessi ho il mal di denti. Io non andavo a Sanremo quando facevo la chemio, ci scrive Antonino, ma riuscivo ad andare all'ospedale in Vespa a fare 8 ore di trattamento al giorno. Questo lo dico ovviamente con affetto per Max e per tutte le sorelle e fratelli che fanno parte di questo percorso con l'esenzione 048. Un saluto a entrambi.
Ecco, io non ho molto da dire, perché ti lascio subito la parola, Max, però io penso che dire ho il cancro come se dicessi ho il mal di denti sia una roba sbagliata. Che lo dica la Fallaci, che lo dimostri la Balti, che lo pensi l'amico Antonino, io credo che un cancro non è un mal di denti. Dico una cazzata anch'io, per carità, però... No, io penso questo, penso che per quella che è la mia esperienza non è possibile dire una cosa del genere, non lo è, perché perdi pezzi, ma soprattutto non riesco a trovare una ragione plausibile per andare a Sanremo a dire il cancro è come un mal di denti. Tra l'altro questa donna, che era una delle top model, delle donne più belle del mondo, oggi come oggi ha un aspetto che è veramente spaventoso per forza di cose. È devastata per forza di cose, come lo ero io, come lo era Antonino, come lo siamo tutti. Quindi non è un mal di denti. Cioè la normalizzazione io la capisco, il coraggio, dire la malattia non mi sconfigge, io la vinco, io la vivo, va bene. Però è un'altra cosa, è una faccenda personale. Ribadisco che per me andare lì e dare un'idea totalmente artificiale è banalizzare, è normalizzare. Allora so che quando si normalizza un male, quando si normalizza un orrore, non ci si chiedono più le cause su questo male. Allora, comunque se può interessare è un altro messaggio. Io davvero Sanremo non lo guardo da anni, faccio fatica bestiale a non guardarmelo per interposto programma, lo ripropongono infatti ovunque fino alla nausea. È vero che la sinistra è riuscita a mettere le mani sul Sanremo democristiano e non vuol mollare l'osso, semplicemente da messa cantata è diventata una messa cantata laica, ma sempre banale e conformista, con relative richieste di professione e di fede. Enzo sinteticamente di nuovo ci scrive: quello che non vede il festival dice a 70 anni cosa me ne frega, tanti auguri al tuo ospite. E poi sto guardando il festival, Dario, con mio figlio 22enne, ascoltiamo una canzone e la commentiamo, aspettiamo quella successiva fregandocene di tutto, ma proprio tutto il contorno. Devo dire che non è male, non sono male molte canzoni, non sono male le melodie, anche quelle scontate che uno si aspetta di sentire, non sono male certe interpretazioni e l'emozione di chi interpreta. Non ascoltare il baraccone si può, basta ascoltare le canzoni. Buona giornata, Dario. Nicoletta, caro Max, o stanno sperimentando qualcosa e tra poco ci rinchiudono ancora, per tornare al discorso che facevamo poco fa, che il virus si riattiva. E poi abbiamo un audiomessaggio e Antonino che sta scrivendo, ma adesso chiedo alla regia, facciamo prima, Antonino, sentiamo velocemente, dai, chiamalo prima di chiudere, facciamo un atto di cortesia, diciamo così, di nepotismo. Durante la pandemenza la Lega ha approvato tutti i vaccini. Ecco, questo qui io non lo voglio sentire, mi spiace, lo censuro, perché lo conosco e lo censuro. E se lo conosci lo eviti. Allora, Alberto da Pordenone. Stiamo ancora aspettando gli innominati abili colpevoli di chi ha costruito il virus Covid. Alberto da Pordenone. Antonino ci scrive, poi lo sentiamo velocemente così concludiamo con lui se sei d'accordo Max, non è un privilegio, le linee sono aperte per tutti ma adesso facciamo prima chiamarlo perché mi rendo conto che non è facile scrivere, diciamo, e interloquire con due persone che parlano scrivendo. Non è un mal di denti, ma rivendico il diritto alla vita e alla dignità della vita, scrive il nostro Antonino, che adesso sentiamo per chiudere. Il cancro va combattuto e mentre si combatte ho cercato di celebrare la vita. Pure io barcollavo nei fine settimana, ma mentre la macchina mi pompava il medicinale scrivevo lo stesso e lavoravo. Come te, Max. Ho cercato di fare come l'Andrea Doria. Se affondo lo faccio a luci accese. Non vuol dire normalizzare il male, vuol dire rivendicare la propria dignità e il proprio diritto alla vita, a guarire. Credo di interpretare la Fallaci in questo senso. Mi tengo solo sulla malattia e non su altre valutazioni. Adesso sta chiamando Antonino e quindi lo sentiamo al telefono. Saluto anche Carmen. Intanto chiedo alla regia, abbiamo proprio pochi minuti, un attimo soltanto. Se vuoi commentare, Max, ti lascio subito la parola. Poi no, aspetto sentiamo Antonino, poi dopo, perché poi sentiamo Antonino. tutti insieme. Poi voi avete avuto l'esperienza sulla vostra viva pelle di questa malattia orrenda, schifosa, per cui io sto un po' così sulla finestra, diciamo così, ne ho esperienza indiretta, diciamo, per quello che mi concerne. Per cui
mi limito ad esprimere, spero rispettosamente, spero che nessuno abbia, diciamo, interpretato nessuna parola di quella che abbiamo detto oggi come qualche parola offensiva. No, io anche verso la signorina Balti che ho visto lì in televisione, signora Balti, insomma, che ho visto in televisione, sono d'accordo con te, Max, non è con lei che uno se la prende, ma è con il contesto in cui quella roba lì assume un certo messaggio, infatti appunto col messaggio che lancia questa cosa qua. Su Radio Libertà non si può censurare, io invece il soggetto di prima lo censuro come e quando mi piace, va bene? Perché l'ho sentita 102.000 volte quell'osservazione lì, quando quindi uno rompe i coglioni basta, cioè l'ho sentita 102.000 volte e non ho più voglia di sentirla, va bene? Con tutto il rispetto. Allora, c'è Antonino, Danna. Eccomi qua, Antonino. buongiorno a tutti. Io semplicemente ho mandato questi messaggi perché mi è capitato di leggere tra l'altro qualche commento qui sulla pagina Facebook, addirittura qualcuno che scrive: quelli che osannano la Balti sono gente in piena salute, non hanno conosciuto l'inferno. Pure io purtroppo ho conosciuto quest'inferno e credo che ci voglia forse un minimo di carità cristiana o comunque di umano rispetto. Non concordo per esempio con quell'ascoltatrice che ha chiamato prima dicendo la Balti drogata, la Balti tirata che va lì e zoppetta sul palco. Un po' di umanità, ecco, io questo chiedo, per questo rivendico il diritto a poter dire ho il cancro come se dicessi ho il mal di denti, perché temo che spesso nella testa della gente cancro sia ancora il male incurabile, fare del pietismo e dire poverino, poverino. E invece quello che io chiedo è un cambio di paradigma. Sì, abbiamo il cancro, c'è chi l'ha avuto, c'è chi ce l'ha, c'è chi sta combattendo, ma questo non vuol dire che non abbiamo diritto alla nostra dignità, alla nostra anche bellezza, chiamiamola così, se vi può sembrare scioccante il nostro diritto alla vita, tutto qua. Poi la valutazione su che cosa abbia indotto questo cancro, su quello che è successo nel 2020 e tutto il resto, non è un problema discuterne. Io mi attengo semplicemente alla malattia e all'esperienza che ne ho avuto anch'io, ecco, nient'altro, insomma. E credo sia giusto rivendicare il diritto alla vita, perché alla fine anche quello che Max sta facendo con le sue parole, col suo coraggio, con i suoi interventi, Max non fa altro che celebrare la vita, perché la rivendica a ogni rigo che scrive, a ogni intervento che fa. Quindi paradossalmente io credo che siamo d'accordo io e lui, almeno su questo punto, no? Max. Sì, ma non rispondo così. Cioè, noi stavamo lì a lavorare, non andiamo a Sanremo. Sai come finirà questa cosa? E per quello che mi riguarda, le due cose sono inscindibili. Cioè, io sto così perché c'è stato un agente esterno. A parte questo, come finirà questa faccenda? Che adesso per 2 giorni si dirà la vincitrice di Sanremo è Bianca Balti, l'eroe, si spettacolarizza tutto, no? Vedrete, la vincitrice è Bianca Balti, un messaggio positivo, non è così, diventa uno spettacolo nello spettacolo. Ieri sera hanno chiamato anche questa Big Mama, questa tipa che canta, che è andata al Parlamento europeo perché fa il body positive e il gender. Io sto leggendo dei sottopancia proprio qua su Radio Libertà, nella diretta. Sanremo, Big Mama, chi è? Il body shaming, la bisessualità, il tumore al sangue. Big Mama ha avuto anche lei un linfoma come me. Non mi sta bene che tramite Sanremo il tumore al sangue rientri nella bisessualità, nel body shaming, nel body positive. Non mi sta bene annacquare questo. Ecco perché quello dico infatti che è il follemente corretto, come lo chiama il professor Ricolfi. Infatti non c'entra niente, hai ragione su questo. Ecco, però questa è l'operazione che si fa. Ma allora da domani si dirà, beh vabbè, la Balti ha vinto Sanremo, non si capisce perché, il cancro è dovuto suonare, Big Mama. No, non funziona così, non è questo. Noi abbiamo parlato del nostro male, credo onestamente. Ma sai che cosa? Io della sofferenza. Allora, Antonino, c'è gente che Max, adesso mentre sto parlando mi dice sono a fare un attack perché mi devono operare di tumore, eccetera, eccetera.
Quindi si rispecchiano più in questo, evidentemente, che nella baracconata. Allora, dobbiamo salutarci, però io mi permetto di concludere così e lascio subito spazio a Sammy Varin che sta arrivando. Allora, quel modo lì, secondo me, Antonino, di presentare la malattia non è un inno alla vita, è una rimozione di verità. E quando tu rimuovi la verità non fai un omaggio a nessuno, tantomeno a chi la guarda. Tantomeno a chi la guarda. Nemmeno un capello in testa, più rimozione di No. rimuovere la verità dell'evidenza della malattia. No, ma non comunichi a chi non lo sa cos'è il cancro così, perché quello gli pare una passeggiata e una baracconata, per quanto mi riguarda. No, non è né una passeggiata né una baracconata. Ecco, allora comunichi la verità, la vita, no? la propria dignità. Giustissimo questo, però non lo fai così, secondo me. In quel contesto lì non è quello che passa, secondo me. Tu che ci sei passato in mezzo magari valuti quell'aspetto perché è importante, è vero, è giusto, lo condivido anch'io, ma chi guarda da fuori non la recepisce così, la recepisce secondo me come una normalizzazione di tutto, no? E una rimozione di tanti ragionamenti e delle cose. Adesso proprio dobbiamo salutarci perché sennò mi arriva una bastonata in testa adesso. Dobbiamo salutarci proprio, ragazzi. Ti lascio 10 secondi, Max. No, giriamo intorno a una cosa, il punto qui è parlare di per non parlare di. Appunto. L'operazione politica è tutta qui. Allora, Antonino, grazie comunque. Grazie a Max Del Papa, ad Antonino Danna, grazie a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè.